sulla della trasformazione digitale. Ricordo soltanto altre due iniziative importanti. Una è quella del Fondo Innovazione, su cui stiamo dando supporto attraverso il cruciale attività di ANCI Veneto a tutti i comuni per quanto riguarda la parte delle scadenze del 28 febbraio scorso. E l'altro progetto sempre fortemente sinergico a queste iniziative è quello con le autorità urbane. Proprio a tal proposito ricordo che il 24 giugno, quindi giovedì prossimo, ci sarà un appuntamento con le autorità urbane, organizzato assieme alle autorità urbane del Veneto e quindi promosso tutti assieme per presentare altri 20 nuovi LED che le autorità urbane hanno sviluppato nell'ambito di un'altra iniziativa da noi coordinata e sempre con risorse del Porfesre 2013-2020. Oggi è una giornata tecnica, abbiamo una giornata intensa dal punto di vista quindi dei contenuti, quindi nel ringraziarvi per la vostra partecipazione lascio subito la parola a Stefano De Colle, che mi sembra sia il primo intervento dopo di me, se non vado errato. Buona giornata a tutti. Buongiorno, grazie direttore. Prendo la parola per introdurre, collegare un po' quelli che sono stati i due precedenti incontri e collegarli con quello che sono le finalità appunto che andremo a focalizzare nel corso dell'incontro odierno. Ecco, mi faccio aiutare proprio da due brevi slide introduttive che cerco di proiettare in questo momento sullo schermo. Bene, vediamo se ce la facciamo. Ecco, dovreste vedere le slide, vero? Bene, allora che cosa abbiamo visto nel corso degli incontri precedenti? Ma nel corso degli incontri precedenti abbiamo visto sostanzialmente questo. Nel primo incontro abbiamo parlato di LED trasversali, quindi ciò che Regione mette a disposizione in termini di strumenti, proprio di livelli essenziali di diritti digitali per gli enti pubblici, per i cittadini, e abbiamo in quel contesto, nell'esposizione assieme ai colleghi che hanno trattato appunto il tema dei pagamenti piuttosto che il tema dell'identità, il tema MyPortal 3, ZTL, eccetera, abbiamo preso in esame, abbiamo in qualche modo capito che ci sono dei processi e abbiamo esposto i processi di adesione formale, il processo di adesione tecnica, il processo di qualificazione, oltre all'esposizione di quello che appunto questi LED trasversali hanno in termini di caratterizzazione. Nel secondo incontro, quello della settimana scorsa, abbiamo esaminato i LED verticali che Regione del Veneto propone. Quindi quella dozzina sostanzialmente di servizi digitali, quali ad esempio la prenotazione l'iscrizione di un bimbo all'asilo nido, la prenotazione del trasporto scolastico, la richiesta di appuntamento, la segnalazione di un guasto, eccetera, eccetera. E in quel contesto abbiamo visto che Regione del Veneto mette a disposizione, oltre che agli strumenti in sé, anche delle feature che servono proprio poi per riuscire a capire meglio che cosa fanno questi servizi digitali. Ecco quindi che vi mettiamo a disposizione su MyExtran delle schede tecniche. Mettiamo a disposizione poi anche delle schede di parametrizzazione che consentono di capire in che forma quel servizio che è stato concepito in maniera generalizzata può essere in qualche modo parametrizzato proprio ad uso dello specifico ente. E poi abbiamo parlato anche in questo caso di processo di pubblicazione di questi LED, anche questo è pubblicato appunto su MyExtran. Il focus di oggi, come ha già anticipato il direttore, riguarda invece che cosa? Riguarda la personalizzazione dei LED verticali e la realizzazione di un nuovo LED. Ecco, allora per sgomberare qualsiasi dubbio potesse sorgere, abbiamo cercato appunto di mettere in una frase proprio quello che è il senso, il significato che vogliamo dare appunto allo sviluppo di un nuovo LED in questo contesto, cioè il contesto del bando Agire la cittadinanza digitale Azione 222.
E la frase appunto è questa: il tutto deve essere realizzato esclusivamente all'interno dell'ecosistema MyPortal 3. Che cosa significa questo? Ma significa che esistono un insieme di possibilità che sono sintetizzate nelle righe che vedete appunto su questa slide, ovvero c'è la possibilità, utilizzando appunto gli strumenti di MyPortal 3, in particolare MyInstance e MyPA, di personalizzare senz'altro due LED verticali, scusate, perché l'azione 222 prevede appunto di mettere a terra, di vestire su quella che è l'organizzazione dell'ente due LED di Regione del Veneto e prevede poi di realizzare un nuovo LED. Allora, per la messa a terra di questi due LED regionali, oggi vedremo e approfondiremo il tema della personalizzazione dei LED verticali, assieme all'aiuto in particolare da un lato di Alessandro Marella e dall'altro di Andrea Zoppello, due tecnici appunto che fanno parte dello staff del partner tecnologico e che sono vicini a queste azioni con Regione del Veneto. Per la costruzione di un nuovo LED, ma per la costruzione di un nuovo LED ci sono sostanzialmente due strade, ovvero la prima strada è quella di realizzare un nuovo LED verticale utilizzando quello che Regione mette a disposizione, quindi MyInstance e MyPA e gli strumenti correlati, secondo gli standard regionali. Quindi l'idea di fondo è quello di realizzare un LED parametrizzabile, un LED che abbia un significato generale per un numero significativo di enti, che poi questo LED verticale venga condiviso nel contesto appunto dell'ecosistema MyPortal 3, che sia pubblicato all'interno del catalogo regionale e quindi risulti poi fruibile anche da un qualsiasi altro ente che fa parte appunto dell'ecosistema stesso. La realizzazione invece in questo contesto, diciamo, di realizzazione di un nuovo LED, questa non è l'unica strada perseguibile. C'è ancora un'altra strada che rientra sempre nel perimetro appunto dell'ecosistema MyPortal 3, ovvero vi ricordate, siamo partiti dai LED trasversali, poi abbiamo visto i LED verticali. Bene, quindi anche una nuova funzionalità, quindi anche un nuovo applicativo, un qualche cosa che è inserito in maniera organica e in maniera, direi, aderente a quelli che sono i lineamenti e l'organizzazione dell'ecosistema MyPortal 3 nell'ecosistema stesso, costituisce di fatto un LED. Quindi questa ulteriore possibilità che viene appunto contemplata dal bando nell'azione 222 è quella di sviluppare eventualmente una nuova funzionalità, condividendola a priori su un tavolo di sviluppo partecipato, aperto e collaborativo, che è il tavolo SPAC di Regione sostanzialmente, e realizzandola con gli strumenti e con, diciamo, di MyPortal 3, quindi nel contesto architetturale appunto MyPortal 3, e contribuendola poi al maintainer di modo tale che di nuovo questa ulteriore funzionalità che dovrà avere una caratterizzazione sempre di tipo generalizzato possa essere fruita anche da altri enti. Ecco, questo è un po' il contesto generale appunto che caratterizza la giornata di oggi. Di conseguenza di che cosa parleremo? Parleremo, riprendiamo un po' quello che è questa slide, il contenuto di questa slide dall'alto in basso, ma con l'aiuto di Alessandro Marella andremo a capire come agire in termini di LED verticali nel contesto regionale. Quindi come personalizzare un nuovo LED e come costruire un nuovo LED verticale all'interno appunto di questo sistema che fa uso di MyInstance e di MyPA. Dopodiché ci sarà un intervento appunto di Andrea Zoppello che ci farà capire in che modo questi LED verticali possono essere collegati ad applicativi esterni, in particolare in che modo possono essere collegati con il protocollo,
in uso presso un ente, in che modo possono essere collegati verso i dipartimentali di anagrafe in uso sempre di nuovo presso gli enti che ne faranno appunto consumo di questo LED. Ecco, si aprirà poi una breve parentesi che chiude un po' il discorso dell'incontro precedente, ovvero nella sessione precedente, del webinar precedente, avevamo detto vi daremo un po' cortezza, vi elencheremo anche quelli che sono gli strumenti che Regione sta mettendo a disposizione anche per integrare un domani LED di terze parti. Ecco, diamo solo un cenno, ma questo è diciamo così, un'apertura per chiudere il discorso della volta scorsa, non tanto appunto, non è il focus dell'incontro di oggi. Comunque faremo anche questo, sempre con l'aiuto di Andrea Zoppello, per ritornare poi sul focus odierno, ovvero Andrea Zoppello ci farà una panoramica per renderci edotti di che cosa significhi costruire una nuova applicazione, una nuova funzionalità nel contesto dell'ecosistema MyP3 e quali sono appunto le regole di base per contribuire questa funzionalità all'interno del tavolo SPAC, di modo che la stessa poi sia messa a disposizione di tutti, integrandola appunto nell'applicativo principale del Maintainer. Ecco, questa è un po' la scaletta appunto dell'incontro odierno. Io non mi dilungherei oltre, ho voluto appunto puntualizzare questi aspetti proprio di modo da fugare qualsiasi dubbio su ciò che è chiesto ai SAD di realizzare. E quindi lascerei adesso la parola ad Alessandro Marella per la presentazione che gli compete. Grazie. Eccoci, buongiorno a tutti. Inizio subito la mia presentazione. Mi ha già introdotto Stefano De Colle. Lavoro per Engineering e sono come partner tecnologico della regione e collaboro nel progetto MyPortal, e oggi vi presenterò quello che spiegava Stefano, la parte di parametrizzazione, introduzione e la parte di creazione di un nuovo LED. Farò riferimento a delle slide, ma giusto per tenere in ordine i punti da esporre. Quindi adesso condivido lo schermo. Dovreste vedere la presentazione. Vediamo se riesco a metterla a tutto schermo. Normale, vabbè, non importa. La leggiamo così. Eccoci qua. Allora, noi vedremo oggi introduzione LED e MyInstance. Ho pensato di far rientrare un attimo i concetti principali della trattazione. LED come diciamo procedimento dell'ente è realizzato tramite il prodotto MyInstance. Poi vedremo la parametrizzazione ed infine la creazione. Poi mi staccherò di volta in volta dalle slide per mostrarvi all'atto pratico cosa significa quello che vi sto diciamo raccontando. Partiamo col primo punto. Noi sappiamo allora MyInstance è il prodotto dell'ecosistema MyPortal con il quale noi realizziamo i LED verticali. Questo elenco di 4 punti io lo ritengo essere il punto diciamo l'elemento di partenza. È un elenco che mi dice che un LED lo dovrei leggere come innanzitutto una scheda istanza che mi descriva il servizio che deve essere erogato dall'ente e sul quale il cittadino prende tutte le informazioni necessarie per considerare l'opportunità che l'ente mette a disposizione per quel servizio, e quindi il cittadino, si presume, provvederà a raccogliere tutta la documentazione e verificare i requisiti necessari. Da lì ci sarà chiaramente un punto di partenza verso la domanda, che è il secondo elemento che vedete qua nelle slide. Cioè si tratta in pratica del formato elettronico del modulo cartaceo che siamo magari abituati a vedere allo sportello fisico. Quindi tutti i dati raccolti
in maniera, diciamo, cartacea, saranno raccolti alla stessa maniera sulla forma elettronica, anzi con un controllo maggiore sulla completezza dei dati. Anche talvolta si cerca sulla correttezza, perché chiaramente lo strumento mi dà la possibilità di fare molte cose, tra cui controlli di data, codici fiscali, eccetera. Ma chiaramente, trattandosi di domande talvolta strutturate, io riesco a guidare la compilazione mostrando o nascondendo degli elementi che possono essere di interesse per la domanda, per quella specifica domanda, oppure, diciamo, come seconda possibilità, nascondere quello che, per esempio, potrebbe non essere rilevante. Il workflow, che è il terzo punto, diciamo che è il cuore del LED, cioè traduce il processo di business nella macchina, diciamo, a stati, prendiamola in senso lato, che mi fa avanzare la pratica sia lato MyPA, perché il cittadino chiaramente sa e segue l'avanzare di questa domanda dalla partenza fino alla conclusione, e poi vedremo come. E lato back office, l'operatore si troverebbe una serie di task che lo guidano nella lavorazione della pratica, secondo dei passi ben definiti che lui conosce e sui quali sa, diciamo, intervenire. Poi vi farò un esempio e tutte queste parole magari risulteranno, spero, più semplici. Il report template, non meno importante, costituisce quella parte che mi porta i dati in formato, diciamo, elettronico. Le pagine che il cittadino va a compilare vengono tradotte in una stampa PDF, perché in ogni caso va, diciamo, nel fascicolo della pratica a disposizione del cittadino e soprattutto a disposizione dell'ente che andrà a lavorarla secondo il workflow. Quindi le stampe servono ad entrambe le parti. Volevo chiarire che il procedimento non dobbiamo vederlo solo sulla MyInstance, perché poggia sulle 3 colonne portanti di MyPortal. Abbiamo sicuramente MyInstance, e leggete, non l'ho scritto, MyIntranet, perché MyInstance è un elemento che insiste su MyIntranet, quindi è il portale dell'operatore. Lì dentro cosa abbiamo? Abbiamo dei tagli diversi di azione. Abbiamo l'amministrazione e la configurazione del procedimento, cioè scheda istanza, workflow più domanda e report. Quindi io governo la macchina LED che poi io faccio correre con tutte le istanze che arrivano dai cittadini. Ho la parte pratica operativa degli operatori che sono designati a lavorare i task, cioè a lavorare tutti i procedimenti, le istanze di procedimento che arrivano, quindi le pratiche, chiamiamole pratiche, a un task per volta. Sui fascicoli possiamo leggere lo storico e leggere anche le pratiche che stanno avanzando, quindi anche le pratiche in corso. E comunque c'è anche una parte di consultazione statistica che ti dà modo di leggere ad alto livello l'andamento del servizio erogato con questi LED. La MyPA, seconda colonna portante dell'ecosistema, a cosa serve? Serve innanzitutto a cercare il procedimento tramite la funzione di ricerca, e dal risultato io posso raggiungere la scheda istanza, che era quell'elemento che avevo descritto alla slide precedente, quella che serve ad introdurre il cittadino nel servizio e a portarlo poi alla compilazione. La MyPA serve anche ad esporre la compilazione della domanda, quindi le form rivolte al cittadino per acquisire i dati. Terza colonna, MyPortal, cosa serve? Serve a pubblicare la scheda istanze, cioè quella parte, diciamo, di contenuto nella pagina del portale. Quindi sono coinvolte tutte e 3 le parti. Chiaramente il MyInstance fa da riferimento e tutto parte, insomma, da lui.
vado avanti per sintetizzare il caso d'uso. Allora, in linea di massima, considerate che la scheda istanza è la partenza, che io la individuo da una ricerca in MyPA o eventualmente da un link che ho configurato nel portale dell'ente. Io posso mettere già nella home page un click che mi fa raggiungere la scheda istanza. Dalla scheda istanza il cittadino che è pronto, che ha letto, che ha capito tutto, che si è informato, perché ci sono anche tutti i recapiti possibili verso l'ufficio dell'ente, il cittadino previo login, e chiaramente abbiamo visto, se ben ricordo la volta scorsa, il login su MyID piuttosto che altri sistemi SPID o quelli messi a disposizione insomma dal sistema MyID, quindi CMS, OC, eccetera. E io arrivo alla forma della domanda, la compilo e la invio. Cosa succede quando invio la domanda? Il My Instance è come se, non come se, effettivamente apre l'istanza di procedimento e quindi si stacca un numero di procedimento dentro un contatore interno del sistema, e qui dovete immaginarvi due scenari: lato back office, l'operatore che man mano tratta la pratica prendendo i singoli task a lui assegnati e li lavora. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve mettere delle informazioni compilando la form, eventualmente allegando anche dei documenti. Lato MyPA, il cittadino può consultare sempre la sua domanda, capirne lo stato e intervenire eventualmente, se il workflow lo prevede, con le integrazioni. Quando io praticamente ho raggiunto la fine del workflow, la domanda, diciamo, termina e il procedimento amministrativo, se il workflow chiaramente è stato fatto a regola d'arte, è concluso. A questo punto mi stacco, avrei la seconda parte di parametrizzazione, ma faccio una carrellata veloce sul sistema per mostrarvi cosa intendo per le cose che insomma vi ho accennato. Qui siamo nella My Intranet di un comune di Demo. Abbiamo un accesso che arriva alla scrivania e una serie di applicazioni attivate secondo il profilo che sto usando per questa presentazione. È un profilo di amministratore, quindi vedremo un po' tutto. Mi focalizzo sul My Instance e in questo scenario, se adesso faccio uno zoom per concentrarmi sulla parte amministrativa, che vi avevo detto prima essere procedimenti, workflow e report, e una parte di governo della gestione pratiche, cioè la trattazione dei task, dei workflow, delle istanze in corso, che è sul livello attività e panoramica, mentre su fascicole io vado a leggermi lo storico e le statistiche invece dei numeri statistici sull'andamento. Allora, partiamo da qua. Procedimenti significa una di queste righe di cui apro a titolo di esempio questa, significa avere una scheda con i dati principali, significa agganciare un workflow e definire una scheda istanza. Il workflow che aggancio da questo pannello, da questo tab, lo vedete, questo è il caso dell'asilo nido semplificato, lo governo da questo punto e ho la possibilità di gestirmi anche sopra qua diciamo a destra, in alto a destra, sia la pubblicazione che la condivisione. La condivisione ai fini dell'import che sarà destinato a un ente che è interessato al mio LED. Adesso non parliamo delle parti in gioco che chiaramente vedono la regione col catalogo che espone i suoi LED e li mette a disposizione degli enti che diciamo, li importano. Il concetto di importazione lo vediamo nel workflow. In questa pagina vediamo tutta una serie di
workflow che sono stati diciamo tirati dentro dall'importazione di procedimenti, perché di fatto la parte predominante del LED è proprio il workflow. E adesso vi apro questo. Questo praticamente è stato posizionato in questo CDEMO 7 tramite import. Vi tolgo un attimo i dubbi su questa importazione. Vedete che c'è un pulsante qua, importa procedimento, e qua siamo in collaudo, quindi non garantisco sempre la funzionalità, potrebbero esserci delle attività in corso. Comunque andiamo avanti. Workflow ve li ho mostrati, report invece sono di qua ed è una collezione di template attraverso i quali noi realizziamo le stampe PDF. Banalmente è un file Java Report XML che io carico e mi fa la stampa. Questa è la parte di amministrazione. La parte di gestione invece è la panoramica attività e attività, la vediamo in questo modo. Qui leggiamo che ci sono delle righe, ok? Ogni riga è un task. Ogni task afferisce a un procedimento e un numero di pratica. Ho anche indicazione della data di inizio e della scadenza. Questa gestione di panoramica attività serve al capo ufficio o comunque alla persona responsabile della conduzione di questi LED a eventualmente intervenire per cambiare le assegnazioni e indirizzare i task alle persone preposte. Vi faccio un esempio: una persona che per esempio ha bisogno di lasciare l'ufficio per un permesso o un imprevisto che non sia gestibile in poco tempo, allora questo responsabile da panoramica attività può in pratica decidere se riassegnare con queste, vedete, queste funzioni, con questi pannelli, il task ad altre persone, ad altri gruppi con altri ruoli. Invece lato attività vediamo la gestione di attività che arrivano nel backlog di questo ufficio, su cui la persona, fate finta che questa sia la cassettina, il portadocumenti su cui vengono a accumularsi le pratiche cartacee. Io prendo quella dall'alto, dovete immaginarvi una sequenza lunga o più o meno lunga di attività. Io prendo questo task perché so che è un procedimento in questo caso di iscrizione al servizio di nidi d'infanzia per questa pratica, per questo utente con questo codice fiscale. Io clicco qua e lo prendo in carico. Vedete che il pulsante si è attivato. Io qua chiaramente sono in una condizione di test, di demo, e ho più ruoli, quindi in questo caso devo anche specificare il mio ruolo e con la conferma lo prendo in carico. La verifica della richiesta, in questo caso è un task del workflow che mi chiede di mettere dei sì no su queste, diciamo, domande che guidano la gestione della verifica della richiesta e che si chiude con questo invia che fa avanzare il workflow di un passo. Detto questo, se andiamo sui fascicoli, vediamo che secondo diverse visualizzazioni io posso leggere la storia di queste pratiche, per esempio vedere che stamattina un certo supporto MyPortal ha aperto la pratica numero 21, quella che ho aperto così a titolo di prova stamattina. Chiaramente se io clicco qua posso ottenere il file della domanda che ho sottomesso all'ente. Vedete, questa è la pratica che ho aperto. Per contro scusate, il cittadino, scusate, ho fatto un clic di troppo. Il cittadino vede dalla MyPA una situazione del genere. Ok, adesso io non sono entrato dalla MyPA, ho già aperto la pagina per far prima.
immaginate che nella sezione domande, dove ho la collezione di tutte le domande che ho aperto verso gli enti, alla data del 17 giugno ho aperto sul comune di Cidemo 7 questa pratica di iscrizione, di richiesta di iscrizione all'asilo nido, la pratica del numero 21, con tutti i documenti che ho raccolto fino ad adesso. Okay? Questa, la penultima, è quella della domanda stessa. Concludo la parte delle statistiche, dove in questo momento magari qua abbiamo dei dati secondo l'operatività che abbiamo svolto in questo ambiente di demo. Okay? Io mi fermerei qua, vi ho fatto una panoramica grosso modo della parte gestionale del LED lato back office My Instance. Proviamo a vedere adesso la parametrizzazione del LED. Ho sintetizzato in una slide, poi passiamo un'altra volta all'interfaccia. Allora, fermo restando i processi che definisce la Regione Veneto e che abbiamo visto la volta scorsa, allora io ho provato a sintetizzare dal punto di vista tecnico, diciamo. Attivare e parametrizzare significa partire da dati che io conosco perché me li ha passati l'ente secondo dei template. Questi sono i report, scusate, i modelli che abbiamo discusso la volta scorsa, sono delle tabelle XLS con talvolta della documentazione a supporto per descrivere come vanno compilati. Dopodiché io ho bisogno che l'ente abbia il My Instance sulla My Intranet propria, altrimenti non riesco a costruire nulla. Dal momento che ho questo, io posso importare il LED da un'istanza di riferimento della regione e la configurazione, io mi sono adesso a questo punto, quando io dico configuro e secondo la parametrizzazione che mi ha chiesto, mi ha definito l'ente, intendo dire che vado a tappeto su tutto lo scenario My Instance, compreso My Profile, perché devo configurare gli uffici, creare le associazioni utenti a uffici e a ruoli, assegnare dei valori a variabili di riferimento che parametrizzano il LED, diciamo in questo senso. Vi posso mostrare, vedete qua i titoli, piuttosto che il comune qua in alto, piuttosto che delle parole che mi trovo sparse nel modulo. Questa è la traduzione in PDF, ma io devo pensare anche alla parte del modulo della domanda che dopo vi mostrerò. Inoltre, oltre a questo, devo anche, qua c'è una ripetizione, scusate, devo anche adattare eventualmente i template che mi stampano le domande o quelli altri eventuali nel corso del workflow. Inoltre, non abbiamo finito, bisogna che testiamo tutte le parti e bisogna poi che gestiamo anche la consegna e la pubblicazione del LED. Quindi, quando dico parametrizzazione, dal mio punto di vista, io prendo dentro tutte queste cose, perché è come se io partissi dall'esigenza e finissi con le chiavi in mano. Io l'ho vista in questo perimetro, quello più ampio chiaramente. Adesso, prima di vedere la creazione di un nuovo LED, vado un attimo a mostrarvi certi elementi che ho discusso. Allora, andiamo un attimo a vedere la parte della parametrizzazione. La riprendo un secondo. Vediamo per esempio che qua, se parlassimo di prenotazione appuntamento, vi arriverebbe, secondo la pubblicazione di My Extranet, un modello più o meno come questo, anzi dovrebbe essere esattamente questo, dove io adesso ho compilato la prima riga per dirvi che l'ente, dovendo attivare un sistema di prenotazioni, avendo quindi in chiare che tipo di risorse pensa di mettere in questo calendario, e quindi intendiamo uffici, assessori, servizi, e quindi le ho catalogate in questo modo, per tipologia, vado poi a censire
queste tipologie di risorse istanziando quindi l'ufficio anagrafe, l'ufficio tributi, l'ufficio servizi scolastici, eccetera, creando degli slot di prenotazione, definendo dei periodi per sottomettere la prenotazione, per antecedenti all'appuntamento per cancellarla, insomma delle parametrizzazioni varie, e infine definendo tutti gli slot. Questa è una parametrizzazione per un LED che gestisce risorse a calendario. Okay? Chiaramente se vado sull'asilo nido, quello che vi ho mostrato prima, quando dicevo cambiamo in testa del report il LED, il comune, i riferimenti, eccetera, intendevo dirvi che nella form devo chiaramente andare a posizionare i valori che raccolgo tramite questa tabella sulla base delle decisioni che mi ha definito l'ente, che magari non sono esaustive perché l'ente dopo magari pensa che sia necessario cambiare ulteriori parti della domanda perché deve adattare in qualche modo rispetto alle sue esigenze, partendo dal modello che offre la regione, e per carità ci possiamo sedere, parlarne e metterci a lavoro. Questi sono il numero minimo di elementi caratteristici dell'ente che io ho, tra virgolette, cercato di generalizzare sul CDEMO 7, e chiaramente però pensate al file del versamento della quota di iscrizione. Io qua trovo 130 euro, ma in un altro ente potrebbe essere un'altra quota, ok? Questo è il senso. In questo caso, altra questione, in questo LED, perché non è che tutti abbiano questa soluzione, devo anche parametrizzare la mail che parte in realtà come PEC dal server di regione verso la PEC dell'ente per fare la protocollazione. Questa è una scelta specifica presa per questo LED di asilo nido semplificato, quindi non è la prassi, ok? Questo fa parte di una caratteristica di questo LED. Il completa domanda, anche questo non è sempre presente, ma potrebbe avere dei campi particolari che vanno diciamo declinati rispetto alle esigenze dell'ente, e direi in maniera abbastanza standard io devo comunque conoscere la profilatura utenti e la definizione degli uffici. Cosa facciamo di queste informazioni? Rispetto alla slide che abbiamo visto prima, noi le acquisiamo, le verifichiamo, eventualmente ricontattiamo l'ente per aggiustare qualcosa o integrare, portiamo tutte queste informazioni dentro al LED in misura insomma di questa descrizione abbastanza, grosso modo facciamo questo lavoro, e poi passiamo a fare i test e a consegnare come avevo scritto. Vediamo un secondo la parte della configurazione del LED. Per esempio partiamo dai quei parametri che avevo qua nei campi della domanda, vedete? Noi sto semplicemente descrivendo il fatto che da quei valori io all'interno del workflow vado a, in pratica, molto, a mio avviso, semplicemente popolare, vedete, questi valori all'interno di questi campi. Questi, siccome sono variabili di servizio, okay, non è una variabile come potrebbe essere il nome del richiedente, no? Vedete? Questo è il nome del genitore che chiede l'iscrizione al servizio, che tra l'altro il nome me lo carica dall'informazione che gli passa il sistema di autenticazione, cioè il MyID di solito, o anche SPID. Ecco, una volta che io ho compilato questi campi di servizio, io questi campi, siccome sono propagati all'interno del workflow e ancora prima all'interno di questo modulo della domanda, io riesco già a piazzare tutte le informazioni specifiche dell'ente secondo quella tabella. Un altro esempio, l'invio della PEC, benissimo, qua devo definire la PEC. Cosa devo fare? Devo andare dentro al workflow, io conosco, so che è in questo punto, vado a configurare il servizio e a mettere questi parametri qua dentro. Fate caso, sono proprio i copia e incolla di quello che trovate qua dentro.
Se ci sono delle varianti io posso chiaramente discuterle e posso adattarle alle esigenze. Tenete conto che il risultato di questa configurazione produce una mail come questa, ok? Quindi arriva allora, dovrei aspettarmi una PEC, ma io per le prove che devo fare in CDEMO 7 uso una mail. La PEC chiaramente di conseguenza avrà le sue caratteristiche. Questa è una semplice mail inviata a una mail, perché altrimenti sarebbe un invio PEC to PEC, ma la sostanza è che io mi mando che cosa? Un oggetto, un testo e degli allegati. Adesso io non posso aprirli, ma sono gli allegati che io trasmetto all'ente quando invio la domanda. Okay? Ecco, ulteriore considerazione, potevamo farla anche sul completa domanda, sul profilo operatori, qua si apre uno scenario, diciamo, su un altro sistema, che potrebbe essere MyProfile. Sicuramente MyProfile è l'elemento che gestisce la profilatura utenti, è strutturato in un certo modo. Si aprirebbe una grande parentesi in questo sistema, ma io sintetizzo dicendovi che l'amministratore dell'ente va all'interno degli uffici a censire i nuovi uffici e attraverso la sezione utenti va a dare in pratica le associazioni agli uffici in questo modo e eventualmente dando anche le opportune configurazioni di ruoli e permessi. Mi fermo qua perché questa è un'interfaccia, diciamo, molto semplice, ma se dovessimo poi andare nel dettaglio andremo avanti sicuramente per buona parte del tempo, solo su questi argomenti. È tutto molto, diciamo, intuitivo, a mio avviso, e comunque sarebbe guidato anche dalla documentazione. Proseguo con la parte, a questo punto, scusate, mi fermo un secondo e chiedo a Stefano se posso passare alla terza parte, visto che sto cercando di fare, diciamo... Prosegui pure, Alessandro, grazie. Grazie. Ecco, passiamo adesso alla costruzione di un nuovo LED. Allora, abbiamo visto lì nell'introduzione una panoramica del sistema. Abbiamo cominciato a vedere le parti del sistema attraverso la parametrizzazione, abbiamo mostrato il workflow e come si mettono le mani su un LED esistente. Domanda, se noi dovessimo invece partire da uno scenario di nuovo LED, cosa potremmo fare? Io ho preso spunto da un caso d'uso, cioè mi sono messo nel caso della Regione Veneto che ha voluto creare una soluzione semplificata, nello specifico per i LED asilo e trasporto scolastico, con un obiettivo forte, cioè di realizzare qualcosa in maniera solida, che andasse in produzione, e con un modo, cioè implicitamente io ho colto anche questo passaggio. E questo modello e questa esperienza come obiettivo potessero costituire un riferimento per le iniziative successive. Quindi per me che ho partecipato a questo, diciamo, questa esperienza, sicuramente tutto quello che abbiamo visto, di quello che abbiamo visto ne farò tesoro. Allora, come è andata? Siamo partiti da una collaborazione individuando, è stato individuato il comune di Mogliano Veneto e su questo abbiamo ragionato con il comune cercando di trovare una cosa semplice, ma anche nel modo con cui abbiamo approcciato il lavoro, quindi abbiamo cercato di andare in maniera incrementale, con una forma, prendetele tra virgolette, agile, okay? E cercando comunque di mettere dei passaggi fondamentali con delle demo che andassero a fare delle sessioni di verifica e validazione di quello che stavo facendo, per essere sicuro che quello che facevo era giusto e quello che mostravo effettivamente funzionava. Okay? Quindi il controllo massimo del LED.
rispetto però a un perimetro ben definito e possibilmente il più stretto possibile, nel senso che si doveva cercare di trovare un LED semplice e allo stesso tempo utile all'ufficio. Per questo è stato proprio fatto un ragionamento su quello che doveva stare su My Instance, sul LED, e quello che doveva fare l'ufficio. Okay? E quindi abbiamo messo dei paletti. Quindi il LED fa queste cose e l'ufficio fa qualcos'altro. Semplificando i LED che avevamo già a catalogo, che erano di ben altra portata. Abbiamo gestito o abbiamo cercato di gestire opportunamente il test, perché era fondamentale che noi tenessimo sotto controllo il manufatto in tutte le sue parti, no? Quindi il workflow, il compila domanda e le stampe. E abbiamo deciso insomma di gestire, io ho provato a scriverlo in questo modo: ambito tempi corsi, la solita terna che mi fa capire che abbiamo condiviso bene il perimetro di questo LED, le consegne, cioè si è capito bene quando dovevamo interfacciarci per condividere, e noi verso l'ente il LED e l'ente verso di noi i requisiti che andavano ad aggiungersi. I costi, non euro, intendiamo i tempi, scusate, i costi di implementazione, che si traducevano comunque dei tempi che potevano potenzialmente ritardare la consegna. Mi spiego meglio. Nel vedere questo LED, l'ente si dimostrava anche sempre più interessato, e chiaramente le possibilità di ampliamento di questo LED erano tantissime, ma ragionando con lui, e questo è stato possibile sicuramente dopo le prime demo, ci si è resi conto che era corretto nel traguardo che dovevamo raggiungere gestire solo una parte e le altre magari spostarci in orizzonti successivi. Okay? Quindi per esempio è stata implementata la protocollazione tra virgolette semi-automatica tramite un invio di PEC in attesa di un'implementazione più strutturata e articolata, di cui poi il mio collega Andrea Zoppello vi andrà a descrivere sicuramente meglio di me tutta la trattazione tecnica. Quindi, ripeto, in attesa di questa soluzione ideale o comunque più agevole, abbiamo trovato pragmaticamente, questa è una parola secondo me portante durante tutta l'esperienza, che abbiamo trovato questa soluzione molto più pratica. Il LED quindi è stato realizzato e testato, verificato, diciamo approvato, e adesso è in linea. Quindi vi mostro che sul comune di Cogliano fermo restando la ricerca su MyPA, io posso iscrivere il bambino da questa scheda istanza. Avete visto, ho fatto un clic dalla home page e da qui tramite una login vado in pratica a fare il compila domanda. Okay? Adesso io sono in produzione e non vorrei farvi la domanda, comunque io banalmente metto le credenziali di... Vedete che se l'accesso va a buon fine, io entro e mi partirebbe la form. Io mi fermo qua, se no altrimenti parte la domanda. Questa è la domanda, potrei comunque riaprirla in collaudo. La chiudo così. Chiudo Mogliano e volevo passare adesso all'interfaccia per mostrarvi questa realizzazione di fatto cosa ha prodotto. Allora, su My Instance, vedete, io ho questo procedimento di iscrizione all'asilo nido. Cosa abbiamo fatto? Allora, lato procedimento, questo è stato ritagliato secondo una tipologia predefinita che riguarda i servizi comunali, iscrizione al servizio nido infanzia. Questo, tra virgolette, è un modello di procedimento
che passa a questa istanza di procedimento le principali caratteristiche, ok? Tra cui certe etichette di definizione sulla scheda. Dopodiché, passato questa configurazione, sulla scheda istanza, vedete qua ci sono tutti i testi che l'ente, questi chiaramente sono stati sbiancati, ha voluto pubblicare nella scheda istanza, è quella che vedevamo praticamente in questo punto. Insomma, quella che vi ho mostrato prima. Vediamo un secondo la parte del workflow. Questo che vedete qua è quello che abbiamo agganciato adesso. Proviamo un attimo a contestualizzare. È esattamente questo. Lo descrivo un attimo. Cerco di... Allora, sicuramente non leggerete i testi dentro questi box. Ma allora, questo è un classico workflow con un ingresso e dei punti di terminazione, sono 6. E siamo partiti da un modello esistente che noi conoscevamo benissimo, che sono tutti i LED realizzati dalla regione precedentemente, quindi il catalogo dei 10 LED di iscrizione all'asilo stesso, trasporto, carta d'identità, cambio di residenza, eccetera. Partendo da quelli abbiamo colto lo spunto appunto della declinazione del trasporto asilo nido, pensando a un nuovo asilo nido diciamo più semplice, il cui risultato è questo. Vi dico che è più semplice perché innanzitutto vediamo in chiaro questa chiusura di gestione pratica in 6 strade, quindi richiesta accettata, richiesta rifiutata, richiesta archiviata. Se è accettata, il LED comunque ha la pratica aperta e aspetta che l'operatore prenda in carico l'istanza nel momento in cui esce la graduatoria e si chiede l'accettazione posto. Allora io prendo questo ramo e passo al cittadino l'istanza chiedendogli di accettare o meno il posto. Il cittadino risponde dicendo sì, lo accetto o no, non lo accetto, e di conseguenza avrò una stampa di sì, accettata, non accettata, e la chiusura per accettazione, iscrizione completata, o per rinuncia posto, iscrizione non completata, il tuo posto è stato assegnato a un altro bambino, a cui si chiederà allo stesso modo se accetta o meno il posto. Quella graduatoria dobbiamo tenere presente che è sempre aperta, perché arriveranno delle domande. Da quello che mi hanno spiegato, le domande potrebbero arrivare anche durante tutto il periodo estivo e anche oltre, quando arriva l'autunno, in inverno, qualche famiglia potrebbe chiedere ai servizi scolastici di iscrivere il bambino nel caso ci fossero dei posti liberi. Quando io chiudo la pratica, in qualsiasi di questi casi, il task sempre carica una lettera di risposta al cittadino. A prescindere dalla strada percorsa, l'ente carica una lettera. Perché è semplificato questo LED? Perché nei LED, diciamo, canonici del catalogo dei 10 che abbiamo visto, la lettera addirittura veniva creata durante il workflow sulla base dei testi precaricati. Qui invece l'ente, diciamo, l'operatore dell'ufficio prepara la lettera destinata al cittadino offline, cioè fuori My Instance, quindi la prepara, la fa firmare, la protocolla e poi la mette come copia di cortesia dentro il task e si chiude il workflow perché arriva al punto di terminazione. Tornando indietro, vi volevo mostrare un attimo la parte del
dell'invio della PEC, che tra l'altro stampa automaticamente una lettera di, diciamo, di avvenuta protocollazione. Fate presente che è una lettera come questa. E questa è una novità, nel senso che abbiamo cercato di fare un qualcosa di utile che potesse dare un attimo di aiuto alla lavorazione della pratica lato back office, pur dovendo l'operatore caricare e trascrivere il numero e data di protocollo. Vi mostro un secondo la parte della domanda, che è altrettanto importante. In questo pannello noi abbiamo tutti i campi della domanda e ogni campo ha le sue caratteristiche. Quindi io posso definire il tipo del campo, in questo caso booleano, e posso anche mettere delle condizioni, delle funzioni di validazione, di attivazione, di visibilità, eccetera. Quindi lo strumento che la regione ha messo in campo, questo MyInstance, è direi molto potente, perché si possono fare veramente tante cose. E nella complessità io poi vado a semplificare, perché organizzo la compilazione in Wizard, quindi con degli step io raggiungo che cosa? Un riepilogo. E poi metto finalmente il pulsante di invia domanda e parte la domanda. E chiaramente qua nei template dovete pensare che dietro a questo elemento c'è un file che traduce nel formato JRXML i parametri passati dal servizio in una stampa PDF, in sostanza. Poi si ottiene un PDF come vi ho mostrati. Non apro adesso la finestra su questa parte, che comunque non c'è niente di complesso a mio avviso. L'unica cosa è essere diciamo ordinati e gestire adeguatamente il passaggio dei parametri. Basta sapere quello che si deve fare, che mi sembra abbastanza una regola universale su questo ambito dell'informatica, insomma, del software. E altre cose, chiedo a Stefano se c'è ancora tempo. Se volete posso iniziare una domanda e vi mostro una compilazione, un invio domanda e una gestione di un task. Sì, abbiamo ancora qualche minuto, non molti Alessandro, ma vai pure. Ok, allora provo a mostrarvi il caso della richiesta di iscrizione asilo nido dal CIDEMO 7 e io la raggiungo sempre dalla scheda istanza. Abbiamo detto che con questo pulsante io faccio la login e compilo la domanda. La scheda istanza l'ho aperta con quel click che avete visto dalla home, ma chiaramente posso fare la ricerca anche dalla MyPA. Quindi se mi metto nelle condizioni della MyPA, .it, metto trasporto, questa è una ricerca che mi porta alla ricerca del trasporto su tutto lo scenario MyPortal, ok? È una ricerca che può essere strutturata scegliendo l'ente, mi interessa, io sono, anche le tipologie dell'elemento che vado a cercare, e sulla voce servizi mi comparirebbe la parte del risultato del trasporto su Mogliano Veneto, ok? Adesso potrebbe esserci un attimo un rallentamento, ma eccolo qua, benissimo. Abbiate pazienza un secondo, adesso mi porto dentro alla sezione servizi e vi mostro praticamente il risultato dal quale io raggiungo la
scheda istanza. Eccola qua, ok? Con questo clic sappiate che io arrivo alla pagina di Mogliano che avevo cliccato prima dalla home, è la stessa cosa. Quindi le strade sono entrambi valide. Torno allora sulla richiesta di trasporto scolastico da CDEMO 7, quindi mi metto al sicuro nel comune di Demo 7 di Collaudo e apro allora questa schermata che rappresenta il primo step che abbiamo concordato. Allora, si tratta di mettere delle spunte per, in pratica, dare la consapevolezza all'utente che per fare questa domanda ci sono dei requisiti che lui già conosce dalla scheda, ma su questo spunta io lo rinforzo la presa di visione o il fatto che io sono pronto a tra virgolette, certificare tutto quello che sto dichiarando qua dentro, comprese anche situazioni particolari, anche di disabilità nel caso. Ok, metto tutte le spunte, ce ne sono certe obbligatorie, certe no, vado avanti, metto i dati completo i dati del richiedente, sono tutti dati di fantasia, chiaramente, che non hanno senso, ma noi stiamo adesso facendo semplicemente una prova. Nucleo familiare monoparentale, sì o no? Metto sì per fare la strada più semplice, quindi passo direttamente al bambino. Tenete presente che se io avessi messo no, allora le cose cambiano. Vedete che in alto è comparso il secondo genitore. E quindi devo decidere altre cose, tipo l'intestazione della retta, eccetera. Comunque, vabbè, ormai possiamo andare avanti così. Vado velocemente a compilare i dati. E ecco, vedete questo intestatario retta no? Perché no? Perché il genitore richiedente ha detto che era lui l'intestatario della retta. L'ente ha voluto che fosse precompilato per evitare poi dei disguidi, delle incomprensioni nella verifica della pratica. Per fare questo noi abbiamo gestito delle funzioni di diciamo di preset del dato. Io tra l'altro non posso neanche cambiarlo perché sarebbe incoerente con la scelta prima. Quindi lo strumento nella compila domanda veramente ti può fare delle azioni diciamo sicuramente non di un livello base ma di un livello avanzato. E perché si fanno queste azioni? Perché chiaramente sono tutti dei controlli che se vengono fatti già in questa sede sono tutti risparmiati per l'ufficio, che altrimenti dovrebbe, vedete qua non si è voluto per esempio gestire la definizione della nuova lista sulla base della scelta prima, questa è stata una scelta. Qualcuno potrebbe dire perché posso mettere l'ILUP 2 volte? Perché quella scuola non importa, l'ufficio scolastico si preoccupa poi di gestire, non cambierebbe nulla se avessi ripetuto l'ILUP per l'ufficio scolastico. Quindi queste sono tutte scelte che sono state fatte, come di mettere 1, 2, 3 o più componenti a testo libero, ok? Sono tutte delle scelte fatte a tavolino. Poi l'ISE ordinario disponibile, ok, e poi gestisco anche l'ISE corrente. Non eravamo partiti inizialmente con diciamo uno scenario così ampio, ma ci siamo resi conto, insomma l'ente ha proposto di sempre, anche nei termini di generalizzare il più possibile, ha indicato di gestire anche l'ISE diciamo corrente. Vado avanti. C'è anche una raccolta di dati per decidere la graduatoria sulla base delle informazioni che conferisce insomma questo genitore che fa la domanda. Vedete che anche questo è un campo precompilato sulla base della scelta anticipata prima. Vado avanti, qua ci sono tutti gli allegati, li carico qua velocemente.
L'allegato può essere preso dal mio PC, cioè dal PC del cittadino, oppure anche da che cosa? Dalla MyPA. Io posso precaricare i documenti sulla MyPA e così me li trovo già comodamente caricabili nell'altra funzione. Questo è un consenso al GDPR. Ecco, voglio spendere 2 parole. Questo è il riepilogo e questo ti consente di tornare indietro e modificare. C'è stata un'attenzione massima su questo riepilogo perché è il punto di decisione del cittadino che deve andare avanti e tornare indietro. Queste informazioni pari pari sono state poi riportate nella stampa PDF che abbiamo visto essere disponibile da back office o da MyPA dentro le domande. Ecco, in questo momento io come cittadino del comune di Demo 7 ho aperto la pratica numero 22 e mi trovo quindi in questa situazione con la stampa della domanda. Se io vado a protocollare otterrei poi diciamo, il passaggio di stato. Qua vedete gli esempi. Ci sono anche dei casi di iscrizione completata, di iscrizione, vedete qua, questo è uno storico che non magari è stata rifiutata, sono tutte le prove che abbiamo fatto in questo ambiente, ok? Lato back office vi mostro soltanto un esempio di un solo task senza far nulla. Io che sono operatore dell'ufficio dei servizi scolastici, che mi chiamo come cittadino supporto MyPortal, vado a prendere in carico questa attività come operatore, sì. Questo è il pannello standard di un task lavorato da back office. Volevo dirvi che io devo soltanto mettere i dati del protocollo che mi dirà che questa pratica 22-2021 è stata bollata con questo numero in questa data. E qui vediamo che mi trovo in questo punto del workflow. Ho raccolto questi documenti, ho questa storia delle modifiche ed eventualmente potrei avere altri dati in questo pannello. Quindi il controllo del procedimento è, direi, è massimo, insomma, ho la visibilità veramente anche a livello di workflow. Quando faccio invia, vi mostro velocemente che il workflow passa, diciamo, di step, perché adesso mi trovo ad un punto successivo. Prima ero qua, adesso mi trovo qua. E, cosa importantissima, lato MyPA, faccio adesso un F5 per aggiornare la pagina. Vedete che adesso la richiesta è stata protocollata e questo oggettino che si chiama richiesta protocollata è la stampa PDF della lettera che altrimenti avrebbe inviato l'ente, non lo so, con una PEC o cartacea. L'ente ha fatto un ragionamento e ha ritenuto, insomma, così come proposta di semplificazione di adottare questa strada. Ultimissima parola. Potete fare questa domanda anche da uno smartphone, ma non perché è stato il LED a poterlo concedere, ma perché il prodotto MyInstant, siccome è anche responsivo, oltre che accessibile e usabile lato cittadino piuttosto che intranet, io riesco a fare la domanda anche da un telefonino e penso che di tutte le domande che Mogliano sta raccogliendo, secondo me più di una sarebbe stata fatta con lo smartphone. Io mi fermo perché penso di aver preso anche troppo tempo, ma ci tenevo insomma a raccontarvi nell'insieme tutte queste cose. Lascio la parola a Stefano. Grazie Alessandro, la mia parola è solo per transitare appunto la tua esposizione verso quello di Andrea Zoppello, alla quale appunto cedo la presentazione. Grazie.
Buongiorno a tutti, io sono Andrea Zoppello, come Alessandro lavoro per Engineering, quindi parte tecnologico di Regione, e quindi collaboro, diciamo, giornalmente con Stefano e Antonino sulla piattaforma MyPortal, più da un punto di vista tecnologico-architetturale. Diciamo che già l'esposizione di Alessandro ha toccato i diversi punti cardine della soluzione LED verticali MyInstance, e anche per riprendere un po' una domanda che è stata fatta, in estrema sintesi prevedono per lo sviluppo di un LED la predisposizione di un workflow con lo standard BPMN 2.0 e su questo workflow poi andare a configurare dei form, sostanzialmente dei task utente, che sia un utente operatore, un utente cittadino, dei task utente, che prevedono quindi la compilazione e la sottomissione di form, oppure sempre nella configurazione del workflow la configurazione dei cosiddetti task di servizio o task automatici, che prevedono che durante l'esecuzione del LED diciamo, vengano invocati dei servizi che appunto sono dei servizi eseguiti dalla macchina, quindi su cui l'utente non deve interagire. Rispetto a questo, rispetto ai task automatici, trattandosi dei LED di servizio sostanzialmente offerti dagli enti verso i propri cittadini, diciamo, è una cosa comune che nello sviluppo di questi LED ci sia la necessità di integrare i cosiddetti servizi locali o servizi che abbiamo chiamato legacy degli enti, tra cui su tutti il protocollo, l'anagrafe oppure, che ne so, altri servizi, l'archiviazione documentale, eccetera, eccetera. Relativamente a questo, quindi abbiamo pensato come linee guida per lo sviluppo dei LED di MyPortal di introdurre il concetto di interfacce uniche e vado a spiegare meglio che cosa si intende per interfacce uniche. Nello sviluppo di un LED, per esempio per quanto riguarda il protocollo, avremo, fermo restando che ogni ente comunque può prendere il LED a catalogo e personalizzarselo, abbiamo pensato come linee guida per quanto riguarda l'interfaccia verso i servizi, diciamo, legacy, tipo protocollo e anagrafe, di definire delle interfacce uniche di comunicazione tra quello che è il mondo MyInstance e i servizi locali degli enti. Cioè, mi spiego, quello che si vuole raggiungere in MyInstance è come obiettivo la massima condivisione di quella che è la logica di business del LED. Per cui, per esempio, per riprendere il processo che descriveva prima Alessandro di iscrizione del figlio all'asilo nido, diciamo, si voleva evitare che, ad esempio, solo per il fatto che due enti usano due sistemi di protocollazione diversi, si voleva evitare che ci fossero due versioni differenti dello stesso LED. Si è pensato quindi di pensare a un sistema in cui la logica di business, i task assegnati agli utenti e ai cittadini fossero, diciamo, progettati in modo comune sul LED appunto unificato di iscrizione figli asilo nido, e che se c'è una differenziazione nel servizio di protocollazione perché l'ente 1 usa un sistema e l'ente 2 ne usa un altro, di non fare due versioni del LED, ma di definire un'interfaccia unica con cui MyInstance comunica col servizio locale all'ente. Quindi il concetto è quello di cercare di standardizzare per ogni servizio locale legacy un'interfaccia unica di comunicazione. Su queste interfacce uniche di comunicazione quindi c'è uno sforzo nel tenere indipendente il LED dai servizi locali all'ente. Questo permette di perseguire quello che un obiettivo che ci siamo dati nei LED, che è quello di minimizzare versioni personalizzate dei LED su ogni ente, solo differenziando per il servizio di protocollazione utilizzato, per il servizio anagrafe usato, eccetera. Quindi questo è un obiettivo che ci siamo dati. Attualmente di queste interfacce uniche esiste una standardizzazione dei servizi di protocollazione, esiste una standardizzazione dei servizi di anagrafe che è descritta in MyExtranet, e poi magari Stefano, magari possiamo dare i link alla documentazione. Ecco, quindi questo è un po', diciamo, il primo punto che volevo toccare nella mia esposizione,
il concetto di definire interfacce uniche di comunicazione tra il mondo MyInstance e il mondo servizi enti locali degli enti. Rispetto a questa ipotesi, quindi un ente che vuole integrare i propri servizi per metterli a disposizione, quindi essere fruibili nello sviluppo di un LED su MyInstance, che cosa deve fare? Sostanzialmente deve prendere l'interfaccia unica, documentata appunto su MyExtranet, e fornire un'implementazione dell'interfaccia unica sui propri servizi. Poi su come l'ente locale decida di implementare l'interfaccia unica ci possono essere diversi modi. Può essere costruito un wrapper sopra i servizi che ci sono già, oppure l'ente si può dotare di un servizio di API Manager più Enterprise Service Bus per diciamo, implementare una logica di trasformazione e adattamento dall'interfaccia unica proprio al proprio servizio. Ci sono diversi modi per far questo, però adesso non mi dilungherei, e se ne avete bisogno casomai possiamo tranquillamente parlarne in dettaglio in un'altra sessione. Questo appunto è il primo punto che volevo toccare, quindi il concetto di interfaccia unica. Il secondo punto che volevo toccare rispetto a quello che ha già spiegato ottimamente Alessandro è diciamo tutta una serie di requisiti che sono emersi in merito alla gestione delle domande e dei procedimenti, e questo è uno sviluppo in corso che abbiamo con Stefano Antonino, che riguarda quello che noi abbiamo chiamato la cosiddetta gestione estesa delle domande. Alessandro vi ha, diciamo nella sua panoramica su MyInstance, vi ha spiegato come sostanzialmente attualmente per la presentazione delle domande istanze il percorso è quello di andare su MyPortal, diciamo cercare il procedimento e da lì poi avviare il procedimento in modo autenticato con lo strumento MyPA. Ok, quindi il giro è vado su MyPortal, poi atterro su MyPA e da lì faccio partire una domanda istanza che attualmente, come ha spiegato Alessandro, viene gestita attraverso un'istanza di procedimento sullo strumento MyInstance. Rispetto a questo scenario, diciamo che è quello tradizionale, abbiamo diciamo, individuato insieme a Stefano Antonino una serie di requisiti diciamo però estesi che sostanzialmente prevedono sempre mantenendo questo scenario generale, però prevedono anche appunto dei casi d'uso estesi che prevedono che ad esempio le domande, la presentazione delle istanze possa avvenire anche da strumenti che siano diversi rispetto a MyPA. Che so, un particolare ente potrebbe avere un applicativo in cui gestisce le istanze dei cittadini e però vuole comunque sottomettere le domande e le istanze comunque verso MyInstance, verso MyPA. Poi un altro caso d'uso invece è quello in cui si vuole mantenere MyPA come elemento di origine della domanda dell'istanza, però magari lo strumento di gestione del procedimento non è MyInstance ma uno strumento esterno, magari proprietario per un particolare ente. Questo è un altro caso d'uso. Poi un altro caso d'uso ancora è quello in cui invece sia l'origine della domanda sia la sua gestione siano esterne a MyPA, quindi non dentro MyPA e non dentro MyInstance, però si vuole comunque mantenere MyPA come elemento centrale e quindi si vuole comunque che le domande, pur essendo originate fuori e gestite fuori, siano comunque visibili ai cittadini attraverso lo strumento MyPA. E un altro caso ancora, l'ultimo, è quello in cui si vuole comunque mantenere lo scenario attuale, quindi la domanda originata attraverso MyPA gestita in MyInstance, però si vogliono comunque notificare ad applicativi esterni, terzi degli enti, il fatto che c'è una domanda in corso su MyPA e insomma fornire gli aggiornamenti sul fatto di una creazione di una domanda e del suo aggiornamento anche a applicazioni terze degli enti. Quindi questi diciamo sono i cosiddetti, quelli che noi chiamiamo
i casi d'uso di gestione estesa delle domande che diciamo appunto estendono quello che è invece il caso d'uso diciamo principale che ha presentato bene Alessandro, che invece attualmente prevede solo il fatto che la domanda venga originata in MyPA e gestita solo con lo strumento MyInstance. Per gestire ovviamente questi casi d'uso, ovviamente abbiamo dovuto predisporre una serie di API REST che permettono appunto agli applicativi degli enti, API REST sia in entrata e in uscita da MyInstance, che prevedono agli applicativi degli enti di integrarsi con il mondo MyPortal, MyPA. Questo è uno sviluppo in corso che appunto stiamo seguendo con Stefano e comunque a breve pensiamo di almeno pubblicare le definizioni open API di queste interfacce e la documentazione sempre su MyExtranet. Appena ultimate le pubblicheremo. Poi Stefano, l'altro punto che volevo accennare è riguardo, oltre a queste API di gestione estesa dei casi d'uso delle domande, sempre sulla MyPA esiste diciamo, uno sviluppo sempre in corso che prevede diciamo, la contribuzione sempre da parte di applicativi esterni sempre degli enti, però degli altri oggetti della MyPA, perché la MyPA sicuramente gestisce le domande dei cittadini, ma gestisce anche tutta una serie di altre informazioni legate al cittadino, quali le scadenze, quali i documenti, quali gli avvisi di pagamento e le ricevute di pagamento. Attualmente la MyPA relativamente a questi oggetti è diciamo, integrata molto bene con gli strumenti che gestiscono questi oggetti dentro la piattaforma MyPortal 3, ma diciamo al momento ha bisogno anche di API che permettano appunto l'alimentazione di queste entità oggetti anche da parte del mondo esterno degli enti. Quindi faccio un esempio: per adesso la MyPA è integrata per quanto riguarda gli avvisi e le ricevute dei pagamenti, è integrata con lo strumento MyPay. Con le nuove API che stiamo predisponendo per la contribuzione degli oggetti appunto avviso di pagamento e ricevuta di pagamento dall'esterno, potenzialmente un qualsiasi altro sistema di pagamento potrà contribuire i propri avvisi di pagamento, le proprie ricevute di pagamento alla MyPA. Quindi diciamo è un'apertura che si dà alla MyPA per ricevere contribuzioni e informazioni destinate al cittadino anche da parte di applicazioni esterne al mondo MY, sempre degli enti, attraverso appunto l'esposizione sempre di API REST. Quindi questo diciamo era il punto che volevo toccare sulla MyPA per quanto riguarda l'esposizione di API per la gestione estesa delle domande e per la gestione di informazioni diciamo, destinate al cittadino. Ci sono degli altri sviluppi, diciamo non magari direttamente rivolta alla MyPA, ma piuttosto riguardo al mondo MyPortal, che prevedono sempre l'esposizione di API per l'alimentazione dei contenuti relativamente all'amministrazione trasparente, all'albo pretorio e ad altri contenuti del CMS. Attualmente, diciamo, per la fase redazionale delle sezioni MyPortal relative all'amministrazione trasparente, all'albo pretorio, diciamo, avviene attraverso lo strumento MyCMS, quindi l'operatore deve andare su MyIntranet, affrontare la fase redazionale con MyCMS, pubblicare i contenuti e questi vengono automaticamente pubblicati sullo strumento MyPortal come, diciamo, nel caso attuale. Un altro sviluppo che è in corso in questo momento è cercare di automatizzare questi task anche attraverso l'esposizione di API, sempre API REST OpenAPI 3.0, che diciamo gli applicativi possono utilizzare per contribuire a MyPortal, appunto, contenuti sull'amministrazione trasparente, sull'albo pretorio e su MyCMS in generale.
su questo sviluppo qui attualmente in corso. Stiamo anche qui definendo le API e ci saranno anche qui pubblicate le interfacce da usare con la documentazione su MyExtent. Come diciamo sempre quando pubblichiamo qualche API, c'è la definizione formale delle API, l'XML e gli OpenAPI, più ci sono i documenti che spiegano come usarla e i campi di dettaglio, i casi d'uso, eccetera. Ultima cosa, Stefano, se sei d'accordo, vorrei affrontare, finora abbiamo sempre parlato dei LED verticali, abbiamo parlato delle aperture che stiamo dando alla MyPA, diciamo equipasandola con API per l'alimentazione da applicativi esterni. Adesso vorrei, diciamo, parlare invece di quello che abbiamo chiamato i cosiddetti LED orizzontali, quindi sostanzialmente quali sono le linee guida che prevediamo su MyPortal per lo sviluppo di diciamo LED orizzontali, che possiamo anche dire sono degli applicativi a tutti gli effetti, che però diciamo possono essere diciamo applicativi che possono essere considerati in tutto e per tutto dei LED, perché forniscono magari una funzionalità che è magari interesse di un particolare ente, ma che può essere portata a contribuzione di uso per diciamo anche altri enti. Quindi si tratta a tutti gli effetti di applicativi che potrebbero potenzialmente essere riutilizzati da tutti gli enti che lo vogliono fare. Per quanto riguarda lo sviluppo di questi applicativi, diciamo la linea guida è quella di, prima di tutto, capire subito, dopo un'analisi preliminare, capire subito se l'applicativo che si va a sviluppare può essere, diciamo, proposto come idea e portato a contribuzione come LED orizzontale. Quindi fare un'analisi per capire se è un servizio che riguarda specificatamente il mio ente, quindi non ha senso che questa cosa venga proposta a riuso come contribuzione, oppure se sto disegnando un applicativo, un servizio che potenzialmente può essere ad uso e consumo anche di altri enti. Per quanto riguarda le linee guida di sviluppo invece di questi applicativi verticali sulla piattaforma MyPortal 3, diciamo c'è una serie di linee guida tecniche per sviluppare che prevedono sicuramente l'uso di Spark, degli strumenti di Spark, quindi intendo GitLab come strumento di versionamento e gestione di ciclo di vita del codice, e anche per la gestione degli issue, delle richieste, insomma, GitLab per quanto riguarda come lo strumento di ciclo di vita del software. Poi, per quanto riguarda lo sviluppo dell'applicativo vero e proprio, diciamo su MyPortal le tecnologie utilizzate sono Java Enterprise, in particolare Spring Boot per quanto riguarda la parte di back-end, o anche Node.js, quindi Java, Spring Boot oppure Node.js per quanto riguarda i servizi di back-end degli applicativi. Per quanto riguarda il front-end, diciamo, la maggior parte degli applicativi su MyPortal, diciamo, attualmente è sviluppata con tecnologia Angular, che credo sia una scelta, diciamo, condivisa un po' in letteratura, un po' da tutti, quindi sostanzialmente si tratta di applicativi diciamo moderni, sviluppati con un front-end, con un modulo di front-end Angular, e dei servizi di back-end sviluppati con Java o con Node. Per quanto riguarda invece gli applicativi verticali, diciamo, poi la piattaforma MyPlace comunque offre, diciamo, una serie già di servizi, diciamo, preconfezionati che, diciamo, vengono comodi per chi deve sviluppare questi applicativi verticali. Per esempio, su tutti la piattaforma MyPlace offre, diciamo, a gratis o comunque con uno sforzo di sviluppo relativamente, di integrazione relativamente basso, tutti i servizi di autenticazione già integrati con, ad esempio, con SPID, CE e CNS, che sono forniti diciamo, da una componente su una componente chiamata MyID,
che già vi dà queste cose, quindi se state sviluppando per un servizio, un LED orizzontale che richiede l'autenticazione tramite SPID, CIE o CNS, ecco, diciamo, il messaggio è non dobbiamo sviluppare queste cose da zero dentro l'applicativo, perché questi servizi sono già forniti da una componente trasversale chiamata MyID che vi dà già tutto già fatto e basta che seguite le linee di integrazione di MyID nel vostro applicativo, diciamo, avete l'autenticazione SPID già fatta. E questo per quanto riguarda SPID, ma vale anche per altri servizi. Per esempio, su MyPortal esistono, diciamo, quando sviluppare un applicativo verticale e avere le funzionalità di ricerca, esistono già delle componenti trasversali che si chiamano, basate su Elasticsearch, che vi permettono di indicizzare contenuti, costruirci sopra ricerche full text. Poi ci sono tutti i servizi base di persistenza, su cui abbiamo la possibilità di usare servizi di persistenza relazionali, cioè quindi database relazionale classico, PostgreSQL, oppure database NoSQL, quindi Mongo, per la gestione, ad esempio, della sessione distribuita usiamo, ad esempio, anche Redis. Insomma, c'è tutta una serie di servizi trasversali su cui non mi dilungo per evitare di tediarvi, che comunque possono essere utilizzati da chi fa sviluppo applicativo per, diciamo, costruire un LED orizzontale. Stefano, non so se volevi toccare qualche altro punto, oppure se ci sono delle domande. Vedo che ci sono delle domande, non lo so se volete intervenire. Io, Stefano, Alessandro, insomma, siamo a disposizione, insomma, credo. Non so, Stefano, dimmi tu se vuoi toccare qualche altro punto. Ma io direi che la panoramica generale in questo momento è stata fornita. Vediamo appunto se dalle domande si evincono necessità ulteriori. Anch'io lascerei spazio, diciamo, alle domande. Ho visto che c'era una domanda su, non so se io, Alessandro, credo fosse Nicola Stocco, ho visto. Non so se io, Alessandro, abbiamo risposto alle tue domande, Nicola, che chiedevi su come si sviluppa un LED, quali sono i passaggi da fare, quali sono le tecnologie, eccetera. Se hai qualche domanda specifica, siamo qua, insomma. Allora, per quanto riguarda l'ultima domanda che ha fatto Nicola Stocco, la leggo. Diversamente da quanto riportato nel bando, nel documento di avvenuta implementazione dei LED inviato ai SAD, si intuisce che i LED verticali possano essere realizzati anche con servizi al di fuori del mondo MyPortal. Qual è l'interpretazione corretta? Allora, qual è l'indicazione corretta? Scusatemi. Allora, l'indicazione corretta è quella che noi abbiamo dato nel documento di avvenuta implementazione dei LED, perché abbiamo redatto una FAQ poi pubblicata sul BURB, alla pagina del bando, dove appunto modifichiamo la visione più con un perimetro più delimitato di quella che era posta nel bando. Quindi nel bando, giustamente, come dice Nicola Stocco, c'era scritto che i LED non possono essere sviluppati, o quelli verticali né quello nuovo, al di fuori della piattaforma MyPortal. Non è così, quindi l'indicazione corretta è quello dell'ultimo documento che vi abbiamo consegnato. Allora, io vedo che c'era qualcuno che aveva alzato la mano, però non lo vedo più. Se la puoi rialzare, per favore, così magari, o scrive la domanda in chat. Oppure era un errore. E, beh, d'accordo, allora io non vedo altre domande, per cui niente, ringrazio Stefano De Colle, Alessandro Marella, Andrea Zoppello e ricordo ai SAD come sempre di compilare il questionario sui LED, quindi per dare modo a Regione di organizzarsi nelle tempistiche, quindi farci sapere quali sono i LED che avete intenzione di attivare e con quali tempistiche. Adesso vi rimando il link in chat. E se non ci sono altre domande, abbiamo un po' di tempo, per cui se volete scrivetele pure in chat. Altrimenti lascio la parola ad Antonino.
Sì, buongiorno a tutti. Aspetterei francamente se ci sono delle domande. Immagino che gli argomenti che abbiamo toccato siano stati diciamo molti, e immagino che qualche domanda da parte di chi partecipa a questo evento sia emersa, quindi sentitevi liberi di intervenire quindi e di fare domande in chat o direttamente. E nel frattempo magari provo a darvi qualche elemento in più. Stamattina noi che cosa abbiamo visto? Stamattina abbiamo visto quella che è un po' dal punto di vista tecnico, abbiamo cercato di illustrare l'obiettivo che la Regione Veneto... Bene, un'altra domanda nel frattempo, buongiorno, se c'è un po' di tempo. Buongiorno, se c'è un po' di tempo chiederei un approfondimento sull'argomento delle interfacce uniche di comunicazione tra MyInstance e il Legacy, grazie. L'altra domanda è, buongiorno, chiediamo se cortesemente possiamo avere le slide. Allora, sulla prima domanda, Anna, l'approfondimento, se sei un po' più specifica, nel senso che l'idea che ha cercato di illustrare Andrea Zoppello è un'idea che abbiamo più volte condiviso, e cioè il fatto che l'infrastruttura regionale attraverso VAM, quindi attraverso l'infrastruttura di API Manager, possa esporre delle interfacce standard verso le varie diciamo così, verticalizzazioni, che siano il protocollo, l'anagrafe o quant'altro, per attivare il flusso comunicativo, ad esempio nel caso in cui ha illustrato da Andrea Zoppello, quello che abbiamo realizzato è l'interfaccia unica sul protocollo informatico. Quello che ci sarà da fare da parte degli enti che volessero integrare i loro applicativi di protocollo sarà di essere conformi a quelle che sono le specifiche Open API che ha prima illustrato, ha prima indicato Andrea Zoppello e poi ha pubblicato nella chat Stefano, per darvi contezza di quelle che sono le specifiche tecniche con le quali si può attivare un colloquio tra il LED di turno e il legacy che l'ente utilizza. Se Anna ha invece delle domande specifiche a cui possiamo rispondere di maggior dettaglio, Anna, sentiti pure libera naturalmente di aggiungere quello che credi più opportuno. Per quanto riguarda lo stato dell'arte della collaborazione con le software house dei legacy, attualmente noi non abbiamo ancora sviluppato integrazione con nessun protocollo. Il progetto MyCity, che come sapete viene sviluppato da una trentina di comuni del nostro territorio, tra i quali i comuni capoluogo, nello specifico Verona, Vicenza, Padova, Treviso, la zona di Montebelluna e poi altri comuni che fanno parte di questa aggregazione delle autorità urbane. Il progetto MyCity, che
ha definito tra l'altro l'attuale specifica tecnica dell'interfaccia unica per il protocollo, che poi noi come Regione del Veneto abbiamo fatto nostra e sviluppato e sarà resa disponibile, se non ricordo male Stefano, tra un paio di settimane al massimo, insomma entro un mese dovremmo essere in produzione. Il progetto MyCity svilupperà le integrazioni con i protocolli di quei 30 comuni che ne facessero richiesta. È un progetto a parte rispetto a quello di Agire la cittadinanza digitale, ma l'interfaccia che verrà sviluppata e immagino finanziata, perché il progetto viene gestito dai comuni di cui vi dicevo prima, tra l'altro sono comuni che fanno parte di SAD, quindi fanno parte delle aggregazioni di chi ha presentato i progetti per il bando Agire alla cittadinanza digitale, tranne il comune di Belluno e il comune di Rovigo, che non sono all'interno di questa aggregazione, però insomma so che i SAD hanno un colloquio fitto, per cui possono anche mettersi per avere maggiori dettagli, possono anche chiedere insomma ai colleghi dei comuni a che punto sono e quali saranno le scelte che devono compiere questi comuni per capire quali legacy integrare. Tuttavia allo stato attuale non ci sono ancora delle integrazioni effettuate. Sapete, prima l'ha spiegato Alessandro Marella, che per semplificare questo approccio abbiamo introdotto quel concetto di colloquio verso i protocolli attraverso la PEC. È un'integrazione chiaramente non ottimale, però diciamo dà una prima risposta a quello che sarà il colloquio verso i vari protocolli. Il concetto che volevo condividere con voi è che Regione Veneto, nella filosofia del bando Agire la cittadinanza digitale, ha finanziato delle attività per mettere a disposizione degli enti del nostro territorio i LED. Perché l'abbiamo fatto? Perché naturalmente avere a disposizione lo strumento o comunque l'applicazione per iscrivere il figlio a scuola o per la prenotazione della sala è un primo passo. Abbiamo bisogno di mettere nelle condizioni degli enti di poter finanziare delle attività per prendere questi oggetti che oggi vi abbiamo illustrato, ma già nei precedenti incontri, di prendere questi oggetti e istanziarli all'interno degli enti che ciascun progetto deciderà di attivare sul specifico LED verticale che si deciderà di istanziare. Ecco, quello che spero che vi sia giunto come messaggio è che oggi prendere un LED già realizzato, abbiamo visto l'asilo nido, ma poi ce ne sono degli altri che vi sono stati illustrati nel precedente incontro, e metterlo a disposizione dell'ennesimo comune è un'attività sicuramente complessa, ma è un'attività che prevede, come ci diceva giustamente Alessandro Marella, una fase sostanzialmente di configurazione, perché si parte da una struttura già esistente e la si adatta, la si configura per l'ente che ne ha fatto richiesta o comunque per l'ente che ha deciso di utilizzare quel LED. Certo, ci sono degli sforzi da fare, però ecco, spero che vi sia giunto che
l'utilizzo dei LED verticali non richiede la scrittura di codice. Certo, bisogna interpretare quello che è il linguaggio di parametrizzazione, però non devo creare un'applicazione. Certo, bisogna accompagnare l'ente individuando quali sono le organizzazioni, quali sono le persone e parametrizzando poi tutte queste informazioni, come ci ha fatto vedere sempre il buon Alessandro all'interno del suo Excel, però non ci sono da sviluppare delle applicazioni scrivendo codice in buona sostanza. L'altra cosa che abbiamo visto oggi, io se non, mi prenderei, se Stefano è d'accordo, dobbiamo chiudere alle 12, mi prenderei, visto che abbiamo questa importante occasione di colloquiare con i nostri colleghi sul territorio, mi prenderei un po' di ruberei un po' di tempo ai colleghi per magari provare a esprimere alcuni concetti con l'obiettivo anche magari di portare delle suggestioni che provochino altre domande che possano aiutarci a chiarire degli aspetti che magari fin qui non abbiamo chiari. Quindi vi tedio ancora per qualche minuto e volevo affrontare, oltre al tema dei LED che abbiamo visto che è possibile mettere a disposizione dei vari enti attraverso un processo di parametrizzazione complicato, certo, ma non richiede specifiche competenze di capacità di scrivere di scrivere in Java o in Node.js o in Python o in quello che vi pare. Naturalmente c'è bisogno di una persona che abbia una certa competenza. Oltre tuttavia a quello che ci ha illustrato Alessandro Marella, stamattina abbiamo anche visto, grazie ad Andrea Zoppello, che se uno volesse sviluppare un LED tra quei 7 LED nuovi che sono previsti dal bando, se uno volesse sviluppare un LED aumentando la capacità di della logica applicativa, no? Che magari non può essere risolta attraverso il modello di proceduralizzazione, passatemi il termine, previsto da MyInstance, come ci ha illustrato Alessandro. Se un'applicazione potenzialmente volesse sviluppare una logica più complessa di quella consentita dal sistema MyInstance, ha la possibilità, e ci ha detto bene Andrea prima, di poter sviluppare questa applicazione avvalendosi degli standard che l'ambito MyPortal 3 mette a disposizione. E quindi prima Andrea citava come tecnologie di front-end Angular, come tecnologie di back-end Java, Node.js, piuttosto che Spring Boot, insomma, ha la possibilità, avendone le competenze, di poter contribuire attraverso il community SPAC, ha la possibilità di contribuire attraverso la community un'applicazione disegnata come meglio gli crede dal punto di vista della logica applicativa. Naturalmente deve rispettare gli standard di design e di look and feel, passatemi il termine, che sono previsti all'interno della componente MyPortal 3 e naturalmente rispettando il paradigma MyPortal, MyIntranet, MyPA. Quindi c'è la possibilità di sviluppare un'applicazione complessa quanto è sufficiente o necessario sia attraverso queste
tecnologie che noi mettiamo a disposizione. Poi Andrea ci ha anche sottolineato come lo sviluppo applicativo all'interno della piattaforma MyPortal 3 ci dà la possibilità non solo di avere a disposizione appunto un'infrastruttura che può ospitare un'ennesima applicazione, ma Andrea ci diceva sostanzialmente, attenzione, che noi all'interno dell'ecosistema abbiamo una componente che chiamiamo MyPlace, che mette a disposizione tutta una serie di servizi che vi vengono, passatemi il termine, gratis, perché ad esempio tutto il sistema di autenticazione è messo a disposizione, tutto il sistema di autorizzazione, mi riferisco in questo caso a MyConfig, viene messo a disposizione, e tanti altri aspetti che possono agevolare di molto il processo di sviluppo applicativo. Non ultimo, sempre citava Andrea, perdonate se ripeto queste cose, ecco, però volevo rafforzare questi messaggi. Sempre citando Andrea, abbiamo anche mettiamo a disposizione tutti i sistemi di persistenza che possono essere utilizzati. Andrea citava modalità SQL tipo Postgres piuttosto che NoSQL tipo MongoDB, e quindi il messaggio che noi volevamo darvi e volevo rafforzare è: attenzione, che se volete sviluppare un'applicazione complessa quanto vi pare, avete non solo un paradigma applicativo, avete non solo dei modelli tecnologici, degli standard tecnologici, ma avete anche degli strumenti che possono agevolarvi questo percorso di sviluppo. Vi rubo veramente gli ultimi minuti per darvi qualche elemento in più su SPAC, su quello che noi chiamiamo la community del riuso. SPAC sta per sviluppo aperto, partecipato e condiviso. Noi abbiamo in questo momento in corso vari cantieri di sviluppo sull'ambito MyPortal. Su MyPortal oggi sta sviluppando il Comune di Roma, il Comune di Bologna, il Comune di Padova, il Comune di Merano. Ci sono gli sviluppi naturalmente dei nostri progetti, quindi MyCity. Nel momento in cui voi decidete di sviluppare un'applicazione che non sta all'interno del paradigma MyInstance, passatemi il termine, spero che con questi tanti mai, insomma, di non crearvi confusione, il sistema di proceduralizzazione che aveva mostrato Alessandro Marella prima, nel momento in cui voi avete bisogno di sviluppare un sistema diverso da quello, qual è il processo? Il processo è che dovete fare una richiesta il gruppo tecnico che oggi sta seguendo la community di sviluppo del prodotto MyPortal 3, in questo caso siete fortunati perché il referente è sempre Andrea Zoppello, e quindi attivare quello che noi chiamiamo un tavolo tecnico, quindi confrontarci con voi su cosa volete sviluppare, qual è il ruolo del tavolo tecnico all'interno della community MyPortal, è quello di garantire anzitutto che non vi siano duplicazioni all'interno dello sviluppo, no? Quindi se si fa una richiesta di sviluppare qualcosa che è già in corso, noi naturalmente facciamo parte attiva per darvi quei strumenti per capire se magari quello che è già stato fatto può essere sufficiente, oppure può essere evoluto, oppure bisogna fare necessariamente qualcosa di nuovo. Ma naturalmente non è solo un ruolo di affiancamento per evitare duplicazioni all'interno dell'infrastruttura, ma è un ruolo di garanzia, insomma, per tutta la comunità, che quello che si sta sviluppando non vada a spaccare, passatemi il termine, qualche principio dell'infrastruttura di MyPortal, con la conseguenza che poi, quando si arriva al momento della contribuzione, quello che si va a contribuire, non essendo stato approvato dal tavolo tecnico,
diventi incompatibile e quindi non utilizzabile con l'infrastruttura. Quindi, e chiudo, io spero che oggi siamo riusciti a darvi alcuni messaggi chiari e provo a riepilogarvi velocemente. Il primo messaggio è che i LED ci sono, naturalmente devono maturare. La Regione Veneto ha messo dei soldi a disposizione degli enti proprio per questo processo. Esiste una categoria di applicazioni che sono i LED verticali, che richiedono solo delle parametrizzazioni, quindi lo sforzo per gestire l'istanziamento per un nuovo ente di un LED già esistente è un'attività di parametrizzazione sostanzialmente. Naturalmente è complicata, ma noi siamo a disposizione degli enti per supportarli o comunque di chi per l'ente svolge questa attività, per supportarli in questa attività. Il terzo messaggio che vogliamo lasciarvi, oltre al tema dei LED che devono essere maturati, il Regione Veneto ci mette dei soldi perché vengano in qualche modo messi a disposizione, oltre al tema attenzione, stiamo parlando di parametrizzazione. Il terzo messaggio che volevamo lasciarvi è: nel caso in cui ci fosse bisogno di un'applicazione anche molto complicata, e nel caso ci fosse questa esigenza da parte degli enti, esiste la possibilità di sviluppare un'applicazione ex novo. Sono le 12, quindi se non ci sono domande aggiuntive, noi naturalmente rimaniamo a vostra disposizione. Credo che i riferimenti di tutte le persone della Regione Veneto che vi supportano li abbiate tutti. Comunque sapete che Stefano De Colle è un po' il responsabile del prodotto, quindi sarà lui eventualmente a coordinare le varie iniziative. E in ogni caso, insomma, sentitevi liberi di interloquire anche direttamente con me o con gli altri colleghi. Tanto grazie, spero l'incontro sia stato utile e vi diamo appuntamento al prossimo incontro. Grazie molte.